Per i venerdì letterari di Sanguinetto, venerdì 9 luglio, ore 21, Andrea Cirezola presenta Racconti per l'ora d'aria, accompagnato dal chitarrista Gabriele Posenato e dalle letture di Daniela Felzani. I venerdì letterari alle ore 21 a Sanguinetto, nel chiostro dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie. Evento organizzato da Pianura Cultura in collaborazione con i comuni di Sanguinetto, con il patrocinio di Regione Veneto e Provincia di Verona. Si ringraziano gli sponsor Cerea Banca 1897, Pizza da Luca e Aesthetic di Sanguinetto. E per pochi secondi distendeva lo sguardo al di là della foglia, oltre il grappolo, se il grappolo c'era. Attaccata con l'H, senza l'H, ed è la storia di un trovatello che nelle vigne della zona dove abito io di Soave viene trovato. Ci troviamo questa sera in questo splendido spazio del chiostro dell'ex convento per i venerdì letterari. E l'ospite di questa sera è Andrea Cirezola. Abbiamo sentito i racconti per l'ora d'aria. Intanto grazie per averci donato a tutti questa sera questa ora d'aria che veramente ci ha fatto vivere e sognare in maniera diversa. Volevo chiederle, ma tutti i suoi racconti sono tratti da storie vere, quindi storie che lei ha potuto vivere in un certo senso. E queste storie vere e questa passione nel raccontare, da quando è iniziata e perché è iniziata? Cos'è che ha mosso in lei questa curiosità e voler raccontare? Allora, innanzitutto la storia del fatto che siano dei pezzi di verità è una cosa fondamentale. In realtà io ho capito in tutti questi anni che si riesce a scrivere solo di quello di cui si sa perfettamente. Non ci si può inventare delle cose, quindi è per questo che il dato della realtà viene fuori. Poi io sfondo un po' in una sorta di realismo magico, di soluzioni a volte belle, eccetera, così, perché l'evasione è anche un po' questa cosa. Questa ansia di comunicare io ce l'ho da tantissimo. Ho cominciato con la pittura, la scrittura e poi la scrittura è arrivata forse per ultima per certi aspetti. Però ormai da anche una ventina d'anni che scrivo, sono circa 40 che dipingo, ne ho 60, quindi ho cominciato circa 20 anni a fare questa cosa qui. Però poi ho scritto anche per il teatro, ho scritto poesia, ho scritto per i bambini, quindi anche sulla pittura faccio parecchie cose, soprattutto poi il mio lavoro è di restauratore di opere d'arte antica e quindi mi arriva un po' anche da lì questa capacità di manuale, di dipingere. Ecco, questa è un po' la mia storia, diciamo. Bene, grazie veramente e complimenti ovviamente per questo suo prezioso libro, I racconti per l'ora d'aria. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Daniela, allora intanto grazie per il tuo intervento e grazie per le letture che hai fatto. Guarda, veramente fatte e lette con sentimento, con grande espressione. Pensa che quando tu leggevi proprio ci hai fatto vedere la scena e quindi vivere questa scena. E ci dici quando è che è nata questa tua passione per la lettura? Allora, la passione per la lettura ce l'ho sempre avuta, per la lettura personale, privata, quindi sono sempre stata una grande lettrice. Per la lettura in pubblico diciamo che non è da molto che mi sono affacciata a questa attività, saranno comunque 6-7 anni e io recito anche in una compagnia teatrale, però da sola appunto mi approccio con gli autori locali che come Andrea mi chiamano per la presentazione e la lettura di alcuni brani tratti dai loro libri. Ed è una cosa che mi piace molto e sono anche molto contenta che stasera sia piaciuta e di aver reso al meglio insomma, questi racconti che sono veramente trascinano in un'ora d'aria di cui abbiamo tutti bisogno.
Grazie veramente e complimenti, perché questa ora d'aria noi l'abbiamo e vista e vissuta. Grazie veramente, grazie. Gabriele, abbiamo ascoltato le sue meravigliose musiche, veramente belle, veramente emozionanti, ma soprattutto abbiamo potuto apprezzare il suo grande talento. Ci ha trasmesso tutta la sua passione, l'amore in queste musiche, e quindi volevo chiederle quando è che ha iniziato con questa passione per la musica e per questo tipo di musica veramente importante. Ma io ho iniziato prestissimo, nel senso che vengo comunque da una famiglia dove la musica è sempre stata molto importante e da piccolo ammiravo le chitarre di mio zio, e che è stato una persona fondamentale per la mia vita, e purtroppo mi è mancato anche troppo presto, e io mi arrampicavo sulla sua biblioteca dove c'erano tutti i libri, perché sopra c'erano le sue chitarre, quindi ho iniziato molto presto. Poi lui mi ha introdotto allo studio della chitarra classica, ho studiato la chitarra classica per un po' di anni, ma sentivo che quel mondo mi era un po' stretto, e quindi poi da autodidatta ho proseguito su altre strade e ho toccato un po' tutti i generi di chitarre. Questa sera ad esempio ho suonato 4 tipi di chitarre differenti, qualcuno anche molto strana che qualcuno non ha mai visto, tipo le chitarre APA oppure le chitarre hawaiane, perché sono sempre stato mosso da questa curiosità della ricerca dei suoni molto particolari. Beh, grazie, diciamo che veramente abbiamo potuto notare e vivere tutta questa sua passione e il grande talento. Grazie ancora quindi a Gabriele Posenato, grazie a Daniela Falzani e grazie a Andrea Cerisoli per questa serata, i racconti dell'ora d'aria. Grazie.